Ivano Edalini, campione della 3-3 nel 1986, che ricordo di quella giornata? È un ricordo perfetto di tutta la giornata, perché ci sono certe giornate che nascono, diciamo, che non si sa come vanno a finire. Quella lì era una giornata dei quali mi sarei anche aspettato di vincere, una fra le diverse, ecco, perché comunque ci ho tentato diverse volte, ho avuto poche occasioni, sono stato, diciamo, un grande campione, ma non un fuoriclasse, no? Non di quelli che, come il secondo che è arrivato, un certo Ingemar Stenmark con 86 vittorie. Per me, diciamo che è stato divertentissimo correre in Coppa del Mondo, e lo sarebbe ancora adesso, perché fra le varie vicissitudini e i miei step che ho dovuto fare, che quindi mi sono costruito le mie paranoie mentali e così via, ma in Coppa del Mondo sapevo che dovevo solo andare al massimo delle mie capacità, ed è la cosa che ancora adesso dovrebbero capire tanti e magari otterrebbero dei risultati senza strafare, perché non puoi far di più di quello che sei capace di fare, e quindi quando ti escono poi le manche perfetto sei nei primi, perché non sempre si riesce a fare proprio il massimo, ma comunque quella lì è stata, diciamo, una chicca, poi con dietro appunto Ingemar Stenmark e un certo Joël Gaspot, che è comunque un'altra super campione di quali nutrivo una stima incredibile. E questi sci sono un cimelio molto prezioso. Questi sci qua li ho tirati fuori oggi per la prima volta dopo quei tempi, non hanno mai visto neanche i miei figli. E anche i numeri non li ho mai tolti da un borsone dove arrivavo a casa, buttavo i numeri perché dico prima o poi li tiro fuori, e li ho tirati fuori qua per venire qua questa sera. Beh, da sciatore, com'è visitare il Museo dello Scarpone, dove ci troviamo ora? Questa è una cosa incredibile, ci sono mille motivi, perché io appunto ho qua i miei scarponi di allora che sono collassati perché sono in plastica, la plastica non è il cuoio, che magari ho a casa ancora gli scarponi, io ho usato Dolomite da sempre, e quindi è una marca storica, una marca in cui si veniva anche dal signor Gianni Munari, che ci ospitava anche in famiglia, abbiamo sempre visitato, e ci lasciava del personale a disposizione di altissimo livello, e quindi noi riusciamo a portare delle modifiche che magari con la furbizia di adesso avrei potuto quasi brevettare, perché io avevo il terzo gancio sopra, non c'era nessuno ancora oggi il terzo gancio sopra, e vedere questa storia, e anche che magari pensi di sapere, invece sono rimasto a bocca aperta, perché ci sono delle cose, ho detto devo tornare con calma. Lorenzo Conci, presidente del comitato organizzatore della leggendaria 3-3, la data fatidica si avvicina. Si avvicina, sì, siamo piuttosto tesi, c'è un sacco di cose da fare, ma non hai mai la sensazione di aver finito tutto, come quando fai un esame all'università, pensi magari che quello che stai facendo poi lo stai dimenticando, quindi pensi ho dimenticato delle cose importanti, non so, poi te le sogni anche di notte, però razionalmente dovrebbe procedere tutto bene, cioè soprattutto è arrivato il freddo, la neve c'è, la pista è stata barrata, queste notti di grande freddo perché faceva -15 sicuramente la porteranno a essere dura e sciabile per gli atleti, e tutto il resto cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Vogliamo dire due parole sulla storia della 3-3? Beh, la storia della 3-3 è molto importante, molto bella, e arricchisce anche noi tutte le volte che la viviamo, è uno degli aspetti che mi affascinano e che mi legano di più a questa. Devi pensare che mio padre fu uno dei fondatori, io sin da piccolo ho sempre sentito parlare di questa manifestazione, e ho quindi sviluppato una familiarità con questa cosa che mi riempie, insomma. Sono convinto che, visto che abbiamo 70 anni di età, vorremmo fare i prossimi 70 anche. Ma sempre un grande evento che crea molto pathos, molto ambiente, quindi è una bellissima manifestazione che ha una grandissima storia, e ci piace condividerla con gli amici trentini, pur essendo veneti. Poi poco dopo andremo il 22 di gennaio in Cortina, e ci saranno altre gare di Coppa del Mondo, le discese e i supergiganti femminili, per cui l'ambiente è nostro, pieno di neve finalmente, e quindi la possibilità di goderci delle gesta dei nostri atleti. Ma è vero che si parla già di un bus che partirà da Treviso per arrivare a Madonna di Campiglio, vi state organizzando? C'è stato prima pre-Covid, gli amici appunto della 3-3, il presidente Conci ci dava questa disponibilità, ne abbiamo usufruito, abbiamo portato anche più di un pullman, per cui sono possibilità, vengono create
dalla lungimiranza di chi gestisce queste manifestazioni, perché l'importante è vedere il pubblico in pista, che permette poi di godere, come dicevo prima, le gesta dei nostri atleti. Tra l'altro ci sono degli atleti che fanno slalom nella nostra squadra che potrebbero dare ottime prestazioni.